Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci sono danni ingenti in Calabria causati dal maltempo, le zone più colpite la costa tirrenica cosentina e la Locride. La Sorical aspetta che i comuni saldino i debiti con la società che ammontano a 200 milioni di euro, intanto mette in campo risorse per superare l'emergenza. Il fiume Busento diventa una discarica, un'azienda zootecnica di Carolei ha riversato 300 metri cubi di rifiuti industriali. La procura di Cosenza mette i sigilli a parte dell'impresa. I carabinieri di Tropea scoprono 3 quintali di botti illegali custoditi in un garage di un'abitazione privata. In manette il proprietario dello stabile. Un escavatore e 4 automobili sono stati dati alle fiamme la notte scorsa nel Vibonese. Continua l'escalation delle intimidazioni. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Iniziamo con il maltempo perché sono ingenti in queste ore i danni che stanno flagellando alcune zone della Calabria per il maltempo, ingenti appunto i danni causati dalle mareggiate lungo la costa tirrenica cosentina. La situazione è difficile a Bonifati, Acqua Appesa e Fuscaldo. Ieri pomeriggio c'è stato il sopralluogo del capo della Protezione Civile Carlo Tanzi. Sentiamo Isabella Roccamo. Il mare in tempesta fa paura, la costa tirrenica cosentina devastata dalle mareggiate. Situazione difficile a Bonifati, vedete, qui ci sono 25 residenti a rischio sgombero, già perché il mare si è pericolosamente avvicinato alle abitazioni e si è portato via parte di questa struttura. I danni sono ingenti, la gente guarda con preoccupazione le onde che si infrangono sul litorale. 7 giorni di mareggiate hanno messo a dura prova anche il territorio di Acqua Appesa. Il mare ingrossato dal forte vento ha distrutto questo stabilimento. Ancora non c'è una stima precisa dei danni, ma la situazione anche qui è difficile. Abbiamo fatto una ricognizione, lì non ci sono solo danni al pubblico per come avviene abitualmente, ma ci sono anche delle strutture private, Velini in particolare, che hanno subito onestamente ingenti danni. A mio avviso si dovrebbe cominciare a prevedere, oltre agli interventi strutturali che purtroppo tardano ad arrivare, qualcosa di immediato che potrebbe cominciare a fermare quelle che sono le onde ed evitare che i danni aumentino in modo esponenziale. Ho avuto modo anche di parlare con Tanzi, lui verrà a fare un sopralluogo di accertamento, ma si dovrà pensare a questo, cioè a fare in modo che nell'immediato si possa agire. Noi siamo vincolati dalle leggi purtroppo e spesso dobbiamo assistere inermi a quello che succede. Qui invece siamo a Fuscaldo, il mare ha distrutto parte del lungomare, ha inghiottito strade arrivando ai cancelli delle palazzine. Guardate, le onde si infrangono sul muro di queste abitazioni, davvero impressionante. Il progetto dei pennelli avrebbe limitato i danni, da una parte la spiaggia è tornata ad esistere, ma il resto del lungomare è letteralmente a pezzi. Serve il completamento del progetto, ha sottolineato il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi, che ha effettuato un sopralluogo nelle zone messe a dura prova dalle mareggiate. E fra le zone colpite dal vento forte e dalle piogge incessanti c'è anche il Reggino ed in particolare la Locride. Vediamo. È stata una giornata critica quella di ieri per il maltempo che ha flagellato il Reggino e in particolare la Locride. Lavoro intenso per la prefettura di Reggio Calabria che ha dovuto coordinare i soccorsi. Il forte vento, oltre 60 km/h di velocità, ha provocato disagi enormi. Alberi abbattuti, pali dell'energia elettrica divelti, tetti scoperchiati, automobili danneggiate. Ed anche nella nottata appena trascorsa ha continuato il vento a soffiare forte, creando non poche preoccupazioni. Anche il mare si è pericolosamente ingrossato e la navigazione è stata fortemente condizionata. Secondo la valutazione fatta tra la sera di ieri e stamattina, i comuni più colpiti risultano essere Palizzi, Brancaleone, Bianco e Bova. A Palizzi i maggiori interventi dei vigili del fuoco e dell'ANAS. L'ANAS ha poi provveduto a liberare la strada statale 106 dagli alberi caduti.
Ma forze dell'ordine e prefettura hanno anche consigliato di non transitare sulla provinciale 682 a mezzi pesanti o telonati. La situazione sembra comunque essere in miglioramento, le 24-36 ore di allerta meteo sono passate. C'è un dato particolare, le temperature sono in notevole aumento, insomma fa caldo, sarà l'effetto dello scirocco. E a proposito di maltempo ma anche di influenza stagionale, la Calabria è fra le prime 5 regioni italiane più colpite dall'influenza. A riferirlo sono gli specialisti della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, secondo cui sono oltre 2 milioni e solo nell'ultima settimana 673.000 gli italiani colpiti dall'influenza. Secondo quanto riporta il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, il livello di incidenza dell'influenza in Calabria è pari a 11,11 casi per 1000 assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei 5 anni, in cui appunto si osserva un'incidenza pari al 29,2 casi per 1000 assistiti, e quella tra i 5 e i 14 anni, e anche un brusco aumento negli anziani, in cui l'incidenza è pari a 6,3 casi per 1000 assistiti. Il picco quest'anno evidenziato dalla metà di gennaio, rileva il presidente della Simit, è in linea con le previsioni. Cambiamo argomento, parliamo di Sorical, perché sono 15 milioni di investimenti e 200 di crediti, numeri appunto della Sorical, che programma il futuro del sistema idrico calabrese. Nel Catanzarese gli interventi serviranno a migliorare la distribuzione dell'acqua, mentre resterà critica la situazione nel Cosentino. Intanto Regione e società puntano sull'autorità idrica della Calabria. Gianluca Pasqua, sentiamo. È già un buon segno che di acqua se ne parli ora e non nel pieno dell'emergenza, quando poco si può fare. La Sorical guarda al passato, al presente e al futuro del sistema idrico calabrese, un malato che necessita di cure continue e di interventi delicati. È anche una questione di soldi, tanti, quelli da investire ogni anno per tappare le falle e migliorare la rete, e quelli che invece la Sorical dovrebbe esigere da comuni ed enti, una massa da 200 milioni che difficilmente torneranno nelle casse della società. È chiaro che loro hanno difficoltà a incassare, per cui è il progetto insieme che ci aiuterà a uscire dalla crisi, perché se noi andiamo a fare la riscossione diretta ai cittadini, bimestrale per esempio, una famiglia, anche monoreddito, che ha una fatturazione annua di circa 500 euro, in una sola soluzione non la può pagare. Se invece gli facciamo una soluzione bimestrale, può darsi che si paga. Meglio pensare ai lavori da fare nelle diverse province, che presentano situazioni peculiari. Dopo i 10 milioni spesi nel 2017, per l'anno in corso è prevista una spesa che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Su Catanzaro la cosa più importante da fare è mettere in sicurezza la condotta dell'acqua grezza, che noi la chiamiamo così, che dal lago del Passante porta l'acqua all'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica. Quindi sono degli interventi, chiamiamoli così, urgentissimi per eliminare delle criticità quando nelle tratte in cui il tubo è veramente in balia della furia del fiume. Altre operazioni che necessiteranno di circa un anno per partire, che sono la sistemazione delle vasche di Maggisano. La provincia di Cosenza è quella che più di tutte ha sentito la siccità del 2017 e per come sta andando quest'inverno del 2018 credo che lo scenario a venire non sarà particolarmente roseo, quindi lì dobbiamo mettere subito mano a degli interventi, diciamo così, tampone. Premesso che l'unica vera soluzione a questo è far sì che il fabbisogno dei comuni diminuisca, cioè se le perdite delle reti diminuiscono, il fabbisogno dei comuni diminuisce e quindi non c'è, anche di fronte alla siccità siamo in grado di coprire il fabbisogno. Le strategie future poi riguardano invece il nuovo soggetto dell'autorità idrica della Calabria, che dovrebbe rendere più agevole e produttivo il funzionamento del sistema regionale. L'autorità idrica calabrese, che avrà il compito di gestire l'intero ciclo integrato. Tutti gli attori devono convincersi che è tempo di costruire un percorso alternativo e lo strumento di legge garantisce questo percorso, perché il problema è gestire il ciclo delle acque in maniera integrata. Solo quando riusciremo a mettere in campo questa nuova visione si potranno davvero superare tutti i problemi. Parliamo adesso di politica, perché sono iniziate le manovre di campagna elettorale in vista delle consultazioni politiche del prossimo 4 marzo. I candidati dovranno mettere in conto di pagare per supportare il partito. Ma quanto costa candidarsi? Vediamo nel prossimo servizio di Rosalba Baldino.
Candidarsi ha un costo, gli aspiranti deputati e senatori dovranno investire o contribuire, dipende dai punti di vista, a far quadrare i conti del partito. Pertanto, per un posto sicuro in lista, secondo quanto pubblicato oggi da Corriere.it, ogni formazione politica ha un proprio metodo, un crowdfunding interno. Forza Italia chiede oltre 35.000 euro una tantum, il Partito Democratico 1.500 euro mensili ad ogni eletto. Il contributo per la Lega di Salvini è di 20.000 euro per ogni candidato. Fratelli d'Italia, il più economico, 5.000 euro la quota richiesta. Liberi e Uguali, partito di sinistra, che ha già un candidato premier, Piero Grasso, non avrebbe ancora indicato un contributo. Infine il Movimento 5 Stelle nell'ultimo regolamento interno, oltre a restituire metà indennità ad un fondo, precisa che i candidati dovranno pagare 300 euro mensili all'associazione Rousseau. L'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti ha costretto all'autotassazione per far fronte alle spese relative alle strutture, ai dipendenti di sedi. Il Partito Democratico, ad esempio, ne conta 180 oggi in cassa integrazione. Per far fronte inoltre alle spese della campagna elettorale, i proventi del 2 per 1000 evidentemente non bastano. Ai candidati dunque, in vista del 4 marzo, non resta che fare i conti. Torniamo ad occuparci della questione LSU e LPU, perché dopo la fumata bianca da parte della Regione che ha confermato la proroga per i 5.000 lavoratori, i sindaci della Locride hanno deciso di riunirsi per analizzare la situazione. Vediamo. Sarà un momento di confronto importante e forse determinante la riunione convocata per lunedì prossimo a Siderno dell'Assemblea dei Sindaci della Locride per discutere dei problemi che assillano la categoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Il Presidente dell'Assemblea Franco Candia e il Presidente del Comitato Rosario Rocca hanno ritenuto di dover aprire una dialettica su quella che rischia di diventare una grave emergenza. I comuni tutti traggono benefici dal lavoro degli LSU ed LPU e quindi pensare, sebbene dalla Regione e dal Governatore Oliverio siano arrivate rassicurazioni che possa venire meno una forza così importante, induce i primi cittadini a muoversi per tempo. L'Assemblea individuerà ipotesi di soluzione da presentare per una valutazione alla Regione. Questo dovrebbe consentire una partecipazione corposa da parte dei primi cittadini. I sindaci, è evidente, sono consapevoli dell'importanza dei lavoratori LSU ed LPU e quindi non dovrebbero snobbare un argomento così urgente. Inoltre, non va dimenticato, si tratta di centinaia di persone che da tempo hanno conosciuto la dignità del lavoro e a questa dignità non vogliono più che legittimamente rinunciare. Ora ci spostiamo a Crotone perché il sindaco Ugo Pugliese, i cittadini di Crotone, la Fly Servus e il governatore Oliverio insieme alla Sacal sono i protagonisti della storia beffarda che riguarda appunto l'aeroporto Sant'Anna che ha richiuso ancora prima di riaprire. Gianluca Pasqua. Eccola la mail che hanno ricevuto i 47, ma qualcuno dice che siano di più, aspiranti passeggeri della Fly Servus, la compagnia aerea che dall'8 gennaio avrebbe dovuto attivare i voli da e per lo scalo Pitagora, togliendolo dalla naftalina dopo il lungo periodo di inattività. La brutta notizia, per chi aveva prenotato i voli e per l'intero comprensorio servito dalla struttura, è arrivata a pochi giorni dalla promessa di apertura, scatenando la rabbia ai cittadini e le reazioni di politica e gestore. Una presa in giro ha definito il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, che annuncia una manifestazione di protesta che si terrà alla Mezzia Terme e chiede un tavolo tecnico con Regione, Sacal, ENAC e Ministero per capire se ci sono possibilità per far fare marcia indietro a Fly Servus o puntare celermente sul nuovo vettore. Anche il governatore Oliverio punta l'indice sulla compagnia austriaca che ha creato un danno di immagine non solo gravissimo. La Regione si tutelerà attraverso azioni legali. Se la prendono con tutti invece i cittadini che, costituitisi in comitato, avevano subodorato la beffa già mesi fa, non fidandosi del nuovo corso di Sacal che dopo la nota emessa qualche giorno fa per informare sulla rinuncia dei Fly Servus ed esprimere stupore misto e irritazione, non ha più dato indicazioni utili agli utenti. Stavolta hanno avuto ragione gli scettici, anzi la realtà ha superato le loro più nefaste previsioni. L'aeroporto ha chiuso ancora prima di riaprire e Crotone ha perso un'altra occasione di decollo.
Ed ora parliamo di cronaca perché un'azienda zootecnica scaricava rifiuti nel fiume Busento a Cosenza. Scattano i sigilli apposti dai carabinieri forestali. L'inchiesta della Procura della Repubblica Abruzia partita dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Rosalba Baldino, sentiamo. Sono stati i cittadini a notare quella schiuma copiosa e maleodorante nel fiume Busento a Cosenza, hanno cercato risposte senza trovarle e così hanno segnalato l'anomalia alle forze dell'ordine, in particolare i carabinieri forestali del nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Cosenza e Aprigliano. I militari si sono subito attivati, scoprendo la causa del cattivo odore e del corso d'acqua che da limpido si stava trasformando in pattumiera. La fonte di inquinamento è stata individuata dagli investigatori in un'azienda zootecnica di Carolei che per cause ancora in corso d'accertamento aveva scaricato nel Busento circa 300 metri cubi di rifiuti industriali di origine zootecnica. I rifiuti, secondo quanto accertato, hanno interessato il fiume per circa 9 chilometri e di conseguenza attraversato la città dei Bruzzi creando allarme tra i residenti. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza hanno portato all'immediato sequestro di una parte dell'impresa e di un ingente quantitativo di spazzatura. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per inquinamento ambientale e gestione illecita dei rifiuti. L'inchiesta, secondo quanto si è appreso, non è ancora conclusa, infatti sono in corso delle ulteriori verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, la portata della contaminazione e la totale identificazione dei responsabili. E da Cosenza ci spostiamo a Tropea dove i carabinieri hanno scoperto 3 quintali di botti illegali custoditi in un garage di un'abitazione privata. In manetta è finito il proprietario dello stabile, vediamo. Continua senza sosta l'attività dei carabinieri in materia di controlli di violazione alla legge sulle armi e alla detenzione illegale di materiale esplodente. I militari della compagnia di Tropea hanno arrestato a Parghelia il proprietario di un deposito abusivo di artifici pirotecnici. Nel corso della perquisizione effettuata all'interno di un suo magazzino sono stati ritrovati più di 350 kg di artifici pirotecnici artigianali ed importati con 2 valigette di centraline per l'esplosione a distanza insieme ad un passamontagna e 2 pistole a salve. Il materiale era in pessimo stato di conservazione e inoltre all'interno sono state rinvenute alcune bombole a gas che avrebbero provocato ingenti danni all'intero palazzo e agli esercizi commerciali limitrofi. Considerata la gravità di quanto è stato rilevato, sono intervenuti in supporto anche i carabinieri artificieri di Cosenza e di Reggio Calabria che hanno catalogato la merce mettendo in sicurezza il materiale esplodente rinvenuto. Nel corso delle operazioni è stata poi ritrovata anche una stampante laser professionale del valore di 5.000 euro circa, oggetto di furto alla comune di Parghelia lo scorso anno. A questo punto gli accertamenti sono stati estesi ad una campagna in uso all'arrestato, all'interno della quale veniva accertata la presenza di diversi animali, tra cui molti volatili di particolare specie in via d'estinzione, tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, per i quali sono in corso accertamenti da parte di personale specializzato dei carabinieri forestali. Il tutto è stato sottoposto al sequestro per le indagini successive volte alla identificazione di eventuali complici o responsabili in queste azioni. E torniamo ad occuparci dell'inchiesta su Calabria Etica perché sono 2 gli imputati ammessi a rito abbreviato, per gli altri 14 è stata richiesta il rinvio a giudizio. Questo è l'esito dell'udienza preliminare dinanzi al GUP distrettuale di Catanzaro dell'inchiesta denominata Robin Hood che mira a far luce sull'appropriazione dei fondi destinati al credito sociale. Fra i principali indagati nei cui confronti la DDA di Catanzaro ha chiesto il processo ci sono anche l'ex assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno, recentemente reintegrato in Consiglio regionale, Pasqualino Ruberto, ex presidente della Calabria Etica, società in house della Regione Calabria, e Vincenzo Caserta, ex direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Oltre a loro anche Vincenzo Spasari, impiegato di Equitalia Vibo, Ortenzio Marano, ex amministratore delegato della Coperfin SPA, Claudio Isola, Damiano Zinnato, cognato del presunto boss dell''ndrangheta di Limbadi Luigi Mancuso, Saverio Spasari, Antonio Cusimano e Valerio Grillo, componenti del Comitato di Gestione del Credito Sociale. Il rito abbreviato invece per Giuseppe Avolio Castelli e Francesco Masciari, indagato per rivelazioni di segreti d'ufficio.
Ancora per la cronaca, una notizia che arriva da Polissena, dalla Reggio Calabria. Persone non identificate avrebbero avvelenato le acque del laghetto di Santa Maria Polissena, lasciando tantissimi pesci presenti nello specchio lacustre a boccheggiare. A denunciare l'accaduto è il sindaco appunto Michele Tripodi, secondo cui qualcuno ha sversato in acqua del materiale che ha intorbidito appunto l'acqua fino a farla diventare nera e a rendere l'ambiente invivibile per i pesci. L'amministrazione comunale di Polissena è intervenuta con mezzi e personale assicurando un immediato ricambio di acqua e una veloce pulizia dei fondali. Si tratta di un vile atto di sabotaggio, ha affermato il sindaco, contro il patrimonio pubblico, anche perché nel corso della pulizia della vasca sono state rinvenute alcune lenze ed eschi addirittura con ami conficcati nella bocca di qualche pesce. Chiediamo alle forze dell'ordine di indagare e di vigilare affinché simili episodi non si ripetano in una città come Polissena, che vanta su diversi fronti un impegno civile collettivo. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Escalation di incendi nel Vibonese, 5 mezzi in fiamme in una sola notte, auto incendiate a Dasà, Tropea e Mileto, a Ionadi, in fiamme un escavatore all'interno di un cantiere edile, indagano i carabinieri. 3 persone, 2 operai trentenni e un sessantenne sono state denunciate dai carabinieri di Crotone per reati di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. I 3 durante i festeggiamenti di Capodanno hanno esploso da un balcone diversi colpi di fucile, ma sono stati incastrati dai video postati sui social. L'arma è stata sequestrata. Controlli straordinari del territorio disposti dal questore di Cosenza Giancarlo Conticchio. A Cetraro la polizia ha denunciato un pluripregiudicato già agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi controllati 58 veicoli, identificate 65 persone, sequestrate 10 dosi di marijuana. Avrebbe minacciato l'allora sindaco di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso per ottenere un posto di lavoro in cambio del suo sostegno alle elezioni amministrative. Per questo i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un 34enne già noto alle forze dell'ordine per tentata estorsione, indagandolo anche per corruzione elettorale. L'arresto è giunto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Castrovillari. Si spacciavano per addetti ai lavori, arrestati 4 pregiudicati che avevano già rubato 10 quintali di bulloni dalla rete ferroviaria. L'operazione dei carabinieri di Cassano allo Ionio. Il materiale rinvenuto è stato restituito dopo le formalità di rito a personale della rete ferroviaria italiana. Adesso parliamo di musica, ci spostiamo a Cerisano, dove è andato in scena il Festival delle Serre Winter, che ha ospitato il concerto dei Neri per caso. Vediamo. Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità. A Palazzo Sersale di Cerisano il concerto dei Neri per caso ha dato il via a 4 intense giornate di eventi che fino al prossimo 7 gennaio animeranno il ridente borgo delle Serre Cosentine. Questo primo concerto aprirà la sessione invernale che abbiamo pensato, e quindi ci sarà questo scorcio di Festival delle Serre, un tuffo nel passato con un gruppo che ha fatto belle fortune qualche anno fa, e un bellissimo spettacolo che ci riporta un po' al passato. Ci devi stare, non ti sperare, di recuperare se hanno detto no. Il progetto, dal titolo Festival delle Serre Winter, ha l'obiettivo di destagionalizzare la stagione turistica e di mettere al centro Cerisano con la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni più belle anche in altri periodi dell'anno. Abbiamo pensato un percorso che aveva e ha la volontà di creare un prosieguo nelle vacanze natalizie e quindi unire la nostra tradizione del Festival delle Serre con le nostre tradizioni cerisanesi, anche enogastronomiche e culinarie, e dopo una serie di incontri nelle prossime giornate si chiuderà il set con la nostra Quadara in piazza, dove rivivremo così questa magia e questa antica tradizione del passato. Pensiamo di accogliere tanta gente, tutto gratis, e aprire nel migliore dei modi uno splendido anno 2018. Parliamo adesso di mostre, perché la Casa delle Culture di Marano
Principato, con il patrocinio del Comune, ha organizzato Dai un nome ai tuoi avi. Fino al 7 gennaio il centro sociale Baccelli ospita un'esposizione di foto, questa che vedete proprio in sovrimpressione, antiche delle famiglie principatesi, dove al riconoscimento avvenuto si scriverà il nome dei propri avi, tramandandolo per sempre. Tutto questo allo scopo di non disperdere la memoria e non rendere vano il sacrificio di nessuno. Adesso torniamo in studio e vediamo il meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. Siamo alle porte di una fase stabile e decisamente mite sulla nostra regione. Infatti nelle prossime ore ed in modo più deciso nella giornata di sabato, l'arrivo di un promontorio anticiclonico accompagnato da masse d'aria più calde provenienti dal Nord Africa, attivati in risposta alla presenza di una saccatura sulla penisola iberica che continuerà ad essere alimentata da aria fredda marittima anche nei prossimi giorni, favorirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche e un deciso rialzo delle temperature, che risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, generale condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata, possibili momentanee coperture a causa del passaggio di nubi alte e stratificate. Temperature in ulteriore lieve rialzo. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Sabato, il Mar Tirreno mosso con venti deboli dai quadranti occidentali, in rotazione nel corso della giornata dai settori meridionali. Il Mar Ionio poco mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata. I venti spireranno deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso della giornata. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.